Allora, buongiorno a tutti quanti voi ragazzi di Ricette da Sballo, da parecchio che non facciamo una ricetta e diciamo che stiamo un po' ancora scioccati perché uno dei nostri quattro cagnolini purtroppo non c'è più ed è stata veramente una sofferenza atroce che abbiamo passato, quindi questa diciamo è la motivazione che ancora tuttora oggi piango. Un po' di meno, però comunque ve lo voglio far vedere che voi siete abituati tutti quanti a vedere i cagnolini nei miei video e purtroppo lui non c'è più. Ora ve lo faccio vedere. Voilà. Il nostro amatissimo Sony purtroppo non c'è più. Bella papà. Quindi ancora tuttora oggi siamo veramente scossi. Eh, per chi ha gli animali, beh ragazzi, io ho dovuto purtroppo sopprimerlo dal veterinario. Vi consiglierei di non rimanere fino alla fine perché non è vero che il cane non soffre perché viene addormentato, però quando viene passato poi quella sostanza, diciamo, non so che cos'è, veleno, non so, si vede proprio gli ultimi respiri del cane, del gatto, quindi è una scena che vi garantisco di non vedere. Purtroppo è così, però è una tristezza veramente che ha dell'inverosimile. Voilà, allora, oggi facciamo una ricettina molto semplice, niente di particolare. Considerato che io non ce l'ho nel canale, in tutti i video, oggi la facciamo. E quindi facciamo le pennette all'arrabbiata. Molto semplice, veloce come piatto e di sicuro gran successo sia per le serate con amici e sia con anche da soli, quindi è molto facile. Passata di pomodoro o pomodorini pelati o quello che cappero volete voi. Poi aglio, il peperoncino, in questo caso non l'abbiamo preso secco, che lo sbricioleremo, l'aglio per quelli là che non sanno neanche pisciare nel cesso, lo metteremo in camicia, cioè sta a significare che lo metteremo tutto quanto così, solo leggermente schiacciato o con un coltello con la mano, in modo che fuoriescono tutti i sapori dell'aglio, ma non la sua acidità. Quindi è fondamentale questo passaggio e una marea di prezzemolo che comunque è andata a prendere Jeff, quindi il prezzemolo ve lo faccio vedere più tardi. Normalmente ci vorrebbe formaggio, consiglierei il romano. Io purtroppo lo devo evitare per mezzo di Elio che con il rene non sta bene, quindi bisogna purtroppo evitare tutti i formaggi, però se voi volete il formaggio, il pecorino romano è proprio doc. Però se non ce l'avete, ci mettete pure il parmigiano, è la stessa cosa. Ma va. Una padella dell'olio extravergine di oliva ed andiamo a incominciare a creare il nostro piatto. Voilà. Allora ragazzi, ho scelto questo tipo di peperoncino, ne ho messi solo 4 o 5, non so quante ne erano, perché sono un qualcosa da far vomitare pure una capra, talmente che sono forti. Allora, aglio, olio e andiamo a inserire lo stesso adesso il peperoncino e andiamo a distribuire tutto con una cucchiarella di legno. Aspettiamo che soffrigga un poco d'olio. Non usate quegli oli al peperoncino, sta roba qua, che non... è meglio fare le cose in modo più naturale possibile. Abbiamo messo anche già l'acqua per la pasta. Quando l'olio incomincia a soffriggere, aspettate giusto quei 20 secondi, 30 secondi, quando incominciate a sentire, vedete già sta incominciando a soffriggere, quando incominciate a sentire l'odore dell'aglio, non l'aglio bruciato, ma semplicemente l'odore dell'aglio, quando sentite questo girate un altro po' con l'aglio da tutte le parti in modo che l'olio prende anche il sapore dell'aglio, il sapore non l'odore.
quindi l'aglio fa la sua funzione. Una volta fatta la sua funzione voi potete praticamente toglierlo. Quindi arrivate a questo punto mettete la passata di pomodoro. Ora per 4 persone voi immaginate che fate 100 g di pasta e 100 g di passata per persona, quindi dovete prendere una passata di 400 g oppure 400 g di pomodori, quindi non vi fate nessun tipo di problema. Io ho messo 400 g di pomodoro che a me piace molto, con molto sugo. Vabbè che io quando cucino faccio sia per la mattina e per la sera, nel senso che la pasta poi la mangiamo anche stasera, quindi non cucino 2 volte al giorno, poi mangiamo solo questo comunque. Voilà. E quindi adesso mettiamo il nostro pomodoro, quando cominciamo a sentire l'odore dell'aglio, mettiamo il nostro pomodoro, lo togliamo l'aglio, mettiamo il nostro pomodoro e poi dopo incominciamo ad aggiustare un po' con del sale, senza mettere pepe, perché il peperoncino già di per sé è bello forte, quindi è inutile mettere il pepe. Ecco qua, siamo arrivati al punto clou della situazione. Voilà, quindi abbiamo tolto l'aglio. Vedete? Non si è bruciato, sente l'odore dell'aglio. E adesso mettiamo la nostra passata di pomodoro. Sentirete logicamente lo sprigorio. E quindi misceliamo tutto. Buono! Ok, adesso aggiungeremo anche il prezzemolo. Ed aggiungeremo logicamente anche il sale. Scusatemi, un po' di sale. Adesso che arriva il prezzemolo, logicamente abbassiamo adesso la fiamma. Voilà. E aspettate. Voilà. Allora ragazzi, ho dovuto buttare il sugo. Ho dovuto buttare il sugo perché mi accorgevo che saliva della roba nera e quindi automaticamente ho dovuto buttare sia il sugo che la pentola, perché la pentola si staccava la parte nera, quindi ho dovuto cambiare padella. Ho preso una padella nuova, purtroppo ho dovuto buttare tutto perché guardate qua, guardate, questi non sono semi ma bensì è questa, vedete, guardate qua, questa qui è la parte nera che si stacca, quindi ho dovuto buttare tutto. Questi cinesi spaccina, e poi pure te fallo, ma sicuramente è fatto in Cina. Voilà, allora abbiamo questa volta con pomodorini freschi, un po' di passate perché servono, e ripetiamo l'operazione. Voilà, allora ragazzi, ripetiamo l'operazione. Oltre ai pomodorini però logicamente aggiungeremo anche altre 2 passatine. Adesso non andiamo a prendere questo tipo di cucchiarella, ma prendiamo bensì questa. Attenzione però che anche il fatto che il peperoncino subito si brucia, quindi io credevo che era il peperoncino, ma invece non era il peperoncino, era tutta questa roba nera che si toglieva, e il fatto non sta assolutamente bene. Va, un altro po' e cominciamo a buttare i nostri peperoni e pomodori. Voilà. Allora facciamo fare un 3 minuti di cottura in modo che si ammorbidiscono, sempre con la presenza dell'aglio, poi dopo l'aglio lo andremo a togliere. Nel frattempo che facciamo i minuti di cottura qui,
Adesso tenteremo a tagliare il prezzemolo. Allora ragazzi, abbiamo aggiunto una prima quantità di prezzemolo. Io il prezzemolo non lo taglio mai con un coltello, lo spezzetto sempre con le mani, perché comunque il coltello tende ad ossidare il prezzemolo, anzi tende ad ossidare proprio tutte le spezie, quindi cercate sempre di tagliarlo con le manine, non fa niente che vi sporcate le mani in cucina. Ok, aggiungiamo del sale. Arrivato a questo punto aggiungiamo le 2 patatine in modo che otteniamo un sughetto e facciamo cuocere per una decina di minuti, vale a dire che possiamo anche mettere adesso la pasta. Non aggiungo altra acqua perché i pomodori hanno già fatto uscire la loro acqua, quindi per fare una cottura più rapida possiamo, arrivare a questo punto, togliere l'aglio. Tra qualche minuto assaggeremo per vedere se il sale è giusto o aggiungerne altro, e quindi continuiamo la cottura. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo quindi messo la nostra pasta, nel frattempo che si cuoce la pasta, che passano quegli 11 minuti che noi ne andremo a fare 9 di minuti, e 1 minuto e qualche secondo lo faremo nel sugo, quindi nel frattempo il sugo tenderà a cuocersi sempre di più. Adesso andiamo all'assaggio per vedere se il sale perfetto, però ha bisogno di cottura ancora. No, getto. Perfetto anche di arrabbiata, perché quando poi è troppo arrabbiata dopo è immangiabile. Invece sta bene, ha quella sua vena bella arrabbiata, però non è proprio incazzata. Quella non dovrebbero chiamare arrabbiata, dovrebbero chiamare incazzata. Quindi vediamo un po' la pasta, va bene così, continuiamo la nostra cottura. E ho preparato già anche l'altro prezzemolo, adesso lo spezzetto in modo che andiamo a mantecare alla fine, e devo dire la verità, io penso di avere un po' di romano, un po'. Che cosa ci sta? Parmigiano. Ci chiamiamo parmigianato, però per me, sopra la mia pasta. Ma là, a più tardi. Voilà. Abbiamo quindi spezzettato un altro po' di prezzemolo. Attenzione a chi è malato di rene, le spezie, specialmente il prezzemolo, sono ricche di potassio, quindi possono creare dei problemi. Non esagerate nelle cose, quindi per chi ha problemi di rene, purtroppo anche il prezzemolo può creare dei problemi. No, non giro normalmente spadellare, come si dice nel termine dei fuochi, non spadello perché è pesante. Spasseremo e mettere la spadella, quindi lo giriamo con un cucchiaio, come fanno in Germania. Normalmente si dovrebbe spadellare, però il spassero che è proprio pesante. Una volta che abbiamo amalgamato bene con il sugo,
il sugo logicamente è stato testato, che è tutto a posto. Facciamo cuocere per i restanti minuti che deve cuocere la pasta, quindi a seconda di quando l'avete tolta così la fate cuocere. Aumentiamo logicamente la fiamma. Una volta terminata la cottura, non girate sempre, perché se girate sempre la pasta non arriva a cuocersi, quindi fate 20 secondi, 30 secondi e poi girate. Voilà, e poi mettiamo il prezzemolo, il formaggio, a me la pasta non è troppo al dente. Voilà, pasta pronta, ci mettiamo il prezzemolo anche. Allora ragazzi, il formaggio è molto importante perché cerca di ammortizzare un po' l'arrabbiato. A Elio piace così, la mangia così. Io invece cerco di ammortizzare il più possibile l'arrabbiato aggiungendo del formaggio. Buona, piatto terminato e chi si è visto si è visto. Ciao ciao, alla prossima.